Andiamo nel Veneto, vediamo se... Eccolo là, Rambuschi assieme al nostro Rosario Padovano. Grazie gentile direttore. Piero Rambuschi, capogruppo di Forza Italia a Portogruaro, ha visto Caorle ospita segretari federali a Portogruaro, si comincia a parlare di larghe intese addirittura, insomma. Beh, diciamo che è da tempo che io ho lanciato un messaggio di larghe intese e posso anche ammetterlo che di essere stato contattato anche dal centro-sinistra, dalle due forze del centro-sinistra. Ecco, solo per avere un'idea se in futuro si può dialogare o meno. Per quello che a me interessa oggi è riunire tutte le forze del centro-destra davanti a un tavolo e mettere giù ovviamente un programma, e con quel programma si individuerà anche il candidato sindaco. Quindi la notizia di stasera è che Rambuschi, Forza Italia, è stata contattata da forze di centro-sinistra, ma quali? Direi sia i bersaniani che i renziani, quindi io non ho nulla a nascondere. Quindi persone che hanno come punto di riferimento il Partito Democratico, mi pare. Il Partito Democratico, senza dubbio. Io ovviamente ho detto che la mia coalizione rimane quella di centrodestra, possiamo vedere alcune persone diciamo del PD che possono far parte anche di una futura maggioranza all'interno di noi altri. Questo secondo lei si concretizzerà a breve anche in Consiglio Comunale, cioè adotterete delle decisioni assieme alla compagine di governo? No, non credo. Il Consiglio Comunale noi termineremo come siamo attualmente, e questo invece è una discussione che faremo solo per il 2015.